Venezia si prospetta una larga vittoria del candidato di centrodestra Simone Venturini, espressione dell'amministrazione uscente. L'esponente del centro-sinistra Andrea Martella fermo sotto il 35%. In Laguna il centrodestra già festeggia Venturini, il candidato migliore. Campagna elettorale sui temi dell'immigrazione e della sicurezza con il nodo della moschea. Il messaggio della Premier Meloni al coordinatore di Fratelli d'Italia in Laguna, Speranzon: vincere al primo turno sarebbe mondiale. Ad Arzignano nel Vicentino il comune al centrodestra con Masiero, Monselice e Castelfranco se la vedranno al ballottaggio. In Veneto affluenza in calo a livello regionale, alle urne il 54,42% contro il 62,72% della scorsa tornata. La sfida per Ca Farsetti non trascina il voto a Venezia, 56%. Tragedia a Zimella in provincia di Verona, un quindicenne si è tuffato nell'alveo del Guai e non è più risalito, il giovane è morto annegato. Auto fuoristrada lungo la Pontebana a Nervesa, la vettura prende fuoco, il passeggero muore carbonizzato, gravissimo il conducente. Crisi Electrolux, a Susegana sciopero e presidio dei lavoratori, ancora in corso il tavolo al Mimit. Il ministro Urso chiede all'azienda la revoca del piano e ne chiede uno nuovo senza esuberi entro il 15 di giugno. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali in primo piano. Anche in questa edizione, dopo la lunga maratona dedicata al voto delle amministrative con la quale stiamo seguendo lo spoglio delle comunali, iniziamo quindi subito con Venezia, sulla quale sono puntati i riflettori dell'Italia intera. Con l'aiuto della nostra grafica vediamo quelli che sono i risultati dello spoglio di 51 sezioni su 256. In netto vantaggio il candidato del centro-destra Simone Venturini con il 55,60%, segue Andrea Martella della coalizione di centrosinistra con il 35,61%, nettamente distaccati Michele Boldrin della Civica Venezia Ora con il 3,30%, Giovanni Andrea Martini di Martini Sindaco Ambiente Bene Comune 1,61%, Roberto Agirmo di Resistere Veneto 1,51%, Claudio Vernier di Città Vive 1,13%, Luigi Corò di Futuro per Venezia Mestre 0,79%, Pierangelo del Zotto di Prima il Veneto 0,45%. Questi dunque i risultati, ancorché parziali, molto parziali, evidenziano un netto distacco tra la coalizione di centrodestra con Simone Venturini candidato sindaco e quella di centrosinistra. Ci colleghiamo quindi subito con la sede elettorale di Venturini a Mestre, dove c'è per noi Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, eccoci qui Marta, buonasera ai nostri telespettatori. Vi voglio far subito vedere come si sta riempiendo qui la piazza davanti alla sede elettorale di Simone Venturini. Stanno arrivando tanti elettori, a breve dovrebbe arrivare Simone Venturini e anche il governatore Alberto Stefani. Abbiamo sentito poco fa anche il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzon. Si sta profilando sempre più vicina una vittoria al primo turno per il centrodestra con Simone Venturini. Qui l'assessore Sebastiano Costalonga. Lei poco fa mi ha detto: io non ho il coraggio di chiamarlo. No, non ho il coraggio di chiamare Simone, neanche di messaggiarlo, perché ci siamo visti prima dell'inizio della competizione, ci siamo guardati negli occhi, non ci siamo detti niente, perché qui era una battaglia e la stiamo forse portando a casa, quindi scaramanzia più che non si può veramente dire niente, stiamo con i piedi a terra e insomma vediamo dai. Allora Costalonga, insomma scaramanzia giustamente è doverosa, però lei è emozionatissimo, insomma non è nemmeno la prima campagna elettorale. No, è la settima che faccio e questa ha un sapore diverso perché veramente era durissima, lo si sapeva e quindi abbiamo camminato in ogni dove, cercato di passare a tutte le persone, a cercare di spingerli a venire a votare, perché è importante, il voto non è solo un diritto, è un dovere di tutti, a prescindere poi uno cosa vota, ma dovevamo richiamare
il più possibile alla responsabilità. Ci siamo forse riusciti, bene dai, vediamo insomma come va. Purtroppo, come diceva anche prima il senatore Speranzon, bisogna lavorare ancora molto per quanto riguarda il voto e l'affluenza. Vero è che voi non vi aspettavate un risultato come questo? No, assolutamente. Beh, allora io ho sempre detto a tutti, anche ai miei, diciamo a chi sta sopra insomma nel livello di partito, che secondo me vincevamo il primo turno, però era una sensazione importante che io avevo perché giravo per strada parlando con le persone, poi logicamente era sicuramente una sfida difficile. Grazie all'assessore Costalonga, vedremo che cosa cambierà anche per lei nelle prossime settimane. Noi rimaniamo qui perché a brevissimo dovrebbe arrivare anche Simone Venturini, pronti a raccogliere le sue prime dichiarazioni. Nel frattempo restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Dalla sede del centrodestra a quella del centrosinistra con Filippo Fois in diretta da Mestre. Ovviamente c'è delusione per questi dati, seppur parziali, ma che comunque delineano un netto distacco. A te Filippo. Sì, buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. C'è delusione e come vedete alle mie spalle non c'è neanche molta gente, non abbiamo visto i big del centrosinistra, gli unici due esponenti di un certo peso che sono passati qui per la sala stampa sono stati il consigliere regionale Jonathan Montanariello e poi brevemente anche Nicola Pellicani, che è capogruppo del Partito Democratico a queste elezioni comunali. È stata una sorpresa molto forte, come si diceva, uno shock, un risultato che sta andando in controtendenza rispetto non solo a tutti i sondaggi che erano stati diffusi o che giravano all'interno dei partiti e delle coalizioni in queste settimane, ma anche rispetto a quella che era stata la tendenza di questo comune. Vi ricordo che alle ultime elezioni regionali qui aveva vinto Giovanni Manildo, aveva preso più voti di Alberto Stefani. A questo punto diciamo che la speranza è quella che Venturini perda un po' terreno con le prossime sezioni da Mestre e dal centro storico e si riesca ad arrivare al ballottaggio. Fino a che non sarà chiaro questo dato credo che non parlerà nessuno, quindi stiamo aspettando che la situazione diventi più chiara per tutti. Ti restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Dicevamo dell'affluenza in Veneto che è stata in calo un po' in tutte le province. Il dato definitivo regionale si attesta al 54,42%. Verona, la provincia nella quale si è votato di più, con il 57,8%. Belluno, quella con l'affluenza più bassa, con il 45,51%. In provincia di Venezia alle urne il 56,07% degli elettori, a Padova il 55,52%, Rovigo 50,5%, Treviso 48,85%, Vicenza 52,95%. Nel comune di Venezia, unico capoluogo di regione al voto in questa tornata di amministrative, l'affluenza si è fermata al 55,87% contro il 62,23% di 5 anni fa. Anche questo sicuramente sarà un dato sul quale ci sarà da riflettere. Dicevamo dei comuni al voto per i quali si profila il ballottaggio. Andiamo quindi nell'unico comune della provincia di Treviso che potrebbe andare al ballottaggio. Si tratta di Castelfranco Veneto, dove c'è Christian Arboit. 19. Buongiorno Marta, anche da parte di Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. 5 erano i candidati sindaco qui a Castelfranco Veneto, dove è in vantaggio il centrodestra con Luca Pozzobon. La vera sfida di questi minuti è tra il centro-sinistra di Maria Ghimenton e la coalizione civica, chiamiamola così, ampia, di Daniele Manente. Pozzobon
Pozzobon e il centrodestra di Pozzobon è a circa il 42%, possiamo dirlo, mancano 8 sezioni da scrutinare, sono 32 in comune a Castelfranco, mentre Ghimenton e Manente sono praticamente incollati, un punto percentuale al momento li divide. Pozzobon, lei è in questo momento è l'unica certezza qui a Castelfranco, per lei sarà ballottaggio. Certo, credo che sia un buon risultato tenendo conto della scarsa affluenza, perché metà elettori non si è recato alle urne e quindi il ballottaggio sarà comunque una sfida da non sottovalutare. E prima il sindaco uscente Stefano Marcon diceva da domani si riparte da zero. Da domani si riparte a lavorare sodo per essere sicuri di arrivare al risultato finale. Lei a chi si appella in questo momento? Ma io mi appello ai miei elettori che si rechino al voto tra 2 settimane e poi vediamo se faremo qualche ragionamento con le altre forze. Tra Manente e Ghimenton chi preferirebbe come sfidante? Ma credo che a noi vada bene una sfida col centrosinistra, centrodestra e centrosinistra. La sfida classica. Sì. Grazie Luca Pozzobon da Castelfranco. È tutto. Marta, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit. Dalla provincia di Treviso a quella di Padova, in collegamento da Monselice abbiamo la nostra Chiara Gaiani. Anche qui si prospetta un ballottaggio. A te Chiara, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori. Con Cristian Roccheyend abbiamo seguito questo lungo pomeriggio per la città di Monselice. Si profila, come dicevi, il ballottaggio da una parte e leggermente avanti rispetto all'altro candidato Stefano Peraro, alla guida di una coalizione di centrodestra senza Forza Italia che correva da sola con il candidato Fabio Conte, dall'altra invece Franco Ennio alla guida del Campolargo, che è riuscito a riunire tutto il centro-sinistra. Diciamo lo spoglio non è ancora terminato, siamo circa al 36% da una parte, al 32% dall'altra, con un buon risultato anche per Fabio Conte. Stefano Peraro poco fa l'abbiamo incontrato, ha annunciato che non dovrebbe esserci alcun apparentamento tra le due liste di centrodestra. Ricordiamo che il comune di Monselice andava al voto dopo soli 2 anni perché il sindaco Giorgio Bedin è stato eletto consigliere regionale ed è quindi siede in Consiglio regionale in questo momento. Quindi si torna a votare il 7 e 8 giugno a Monselice. La sfida sarà tra Stefano Peraro da una parte e Franco Ennio dall'altra. Da Monselice è tutto. Grazie Chiara Gaiani. Dal Padovano andiamo nel Vicentino, ci colleghiamo con la nostra Luisa Bertini che si trova ad Arzignano. A te Luisa. Sì, siamo ad Arzignano con il nuovo sindaco Riccardo Masiero. Grande festa qui in piazza, se l'aspettava? Beh, la festa me l'aspettavo, questa sì, soprattutto per il risultato ottenuto, un risultato sopra le aspettative, non lo nego, soprattutto nei numeri, ma credo che sia il segnale chiaro che Arzignano ha davvero fatto una scelta ben precisa. Ecco, adesso quali saranno i primi passi da sindaco? Beh, il primo passo, e lo voglio fare fin da subito, è quello di ringraziare il commissario prefettizio, la dottoressa Inglese, i 2 subcommissari per il lavoro svolto in questi mesi e chiaramente quello di far ripartire la macchina comunale in base alle linee guida del nostro progetto che abbiamo sottoscritto con tutte le 5 liste della mia coalizione. Si aspettava più il ballottaggio? No. Ringrazio il sindaco per essere stato con noi. Da Arzignano è tutto. Grazie a Luisa Bertini e naturalmente noi continueremo a parlare di questa tornata elettorale nelle edizioni provinciali dei nostri telegiornali. Passiamo ora alla cronaca, pagina della cronaca che si apre con la notizia di una tragedia che si è verificata a Zimella in provincia di Verona. Un ragazzo di appena 15 anni è morto ieri dopo essersi tuffato nel torrente Guai. Il corpo è stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco.
Avrebbe compiuto 16 anni a luglio. Il giovane di origini nordafricane è morto annegato dopo essersi tuffato nel Gua. A dare l'allarme alcuni amici che stavano trascorrendo con lui un pomeriggio spensierato. Poi la tragedia: il ragazzo avrebbe deciso di farsi il bagno nella zona adiacente al vecchio mulino. Ad un tratto gli altri giovani non lo hanno più visto emergere. Hanno iniziato ad urlare, a chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Caldiero, i soccorritori fluviali da Verona con il gommone e le unità cinofile da Treviso e Verona, oltre ai sommozzatori del nucleo regionale arrivati da Venezia. Immediate le ricerche. Poco distante da dove era stato visto l'ultima volta, i carabinieri hanno trovato le ciabatte e la bicicletta. Gli amici spaventati si erano allontanati, ma poi sono stati rintracciati dai militari dell'Arme ed hanno raccontato di averlo visto mentre si tuffava, poi più nulla. Il corpo del giovane è stato localizzato sul fondale a circa 2 metri di profondità e trasportato a riva. Durante le operazioni erano presenti anche i carabinieri, il personale sanitario del SUEM 118 ed il sindaco di Zimella. Ed un'ennesima tragedia, quella della strada, è quella che si è verificata nella serata a Nervesa della Battaglia. Poco dopo le 23:30 un'auto è uscita di strada e ha preso fuoco. Gravissimo il conducente, deceduto il passeggero. Doveva essere un normale rientro nella tarda serata di domenica, ma in pochi istanti si è trasformato in una tragedia. L'incidente è avvenuto poco prima delle 23:30 in via della Vittoria, lungo la statale Pontebana, nel territorio di Nervesa della Battaglia. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, una Toyota ibrida con a bordo 2 uomini avrebbe affrontato un sorpasso a velocità sostenuta. Subito dopo la manovra il conducente avrebbe però perso il controllo del mezzo. L'auto ha iniziato a sbandare per diversi metri fino ad uscire completamente dalla careggiata. La corsa della vettura si è conclusa contro un ponticello in cemento all'ingresso di un'azienda. Un impatto devastante, talmente violento da distruggere parte della struttura in cemento armato e da ridurre l'auto ad un ammasso di lamiere. Pochi minuti dopo lo schianto, la Toyota ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente, alimentate anche dal carburante e dal calore sviluppato dall'impatto. Il rogo è stato così intenso da fondere persino alcune parti della segnaletica stradale e una luce esterna del cancello della fabbrica che si trova di fronte al luogo dell'incidente. Il conducente, un 31enne residente in Friuli, è stato estratto vivo dall'abitacolo dai soccorsi intervenuti in pochi minuti. Il giovane è stato stabilizzato dal personale del SUEM 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo i primi accertamenti dai documenti di circolazione, il conducente della Toyota risultava residente a Padova. Successivamente i carabinieri della compagnia di Montebelluna avrebbero però chiarito che il 31enne era rientrato a vivere a Udine, città di cui è originario. Per il passeggero invece non c'è stato nulla da fare. L'uomo sarebbe morto praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto, rimanendo intrappolato all'interno dell'abitacolo ormai invaso dalle fiamme. Il corpo, ormai carbonizzato, è stato recuperato soltanto dopo lo spegnimento dell'incendio. Sul posto hanno operato per ore i vigili del fuoco di Conegliano e Montebelluna, supportati anche dall'autogru arrivata da Treviso. Presenti anche i carabinieri della stazione di Nervesa, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica della tragedia. La statale Pontebana è rimasta chiusa al traffico fino a notte fonda per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area. La cronaca giudiziaria, ora 6 anni di reclusione per Fabio Zattera, il 56enne di Creazzo, accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebbrezza per la morte della piccola Lea Stevanovic. La sentenza è arrivata oggi in tribunale a Vicenza al termine del rito abbreviato. Si chiude con una condanna a 6 anni di carcere il processo per la morte della piccola Lea Stevanovic, la bambina di 10 anni travolta e uccisa il 16 febbraio 2025 a Olmo di Creazzo. Il giudice Chiara Cuzzi ha riconosciuto colpevole Fabio Zattera, 56 anni, accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato d'ebbrezza. Il GUP ha liquidato anche una provvisionale subito esecutiva di 200.000 euro alla famiglia.
Zattera aveva scelto il rito abbreviato dopo il no al patteggiamento, ottenendo così lo sconto di 1/3 della pena. Secondo la ricostruzione del PM Gianni Pipeschi, l'automobilista aveva perso il controllo dell'auto dopo aver zigzagato lungo la carreggiata e preso contromano una rotatoria, finendo poi sul marciapiede di Viale Italia, dove Lea stava camminando assieme al padre per andare allo stadio a vedere il Vicenza. L'alcol test eseguito dopo il dramma aveva evidenziato valori ben superiori al limite di legge. In aula erano presenti anche i genitori della bambina, assistiti dall'avvocato Stefano Peron. Nessuna pena sarà mai abbastanza, avevano detto durante il processo. Per l'imputato, l'avvocato Paolo Mele Junior aveva insistito su una differente ricostruzione. Per la famiglia si chiude così il primo capitolo giudiziario di una vicenda che ha lasciato una ferita profonda nella comunità. La morte della piccola Lea aveva infatti suscitato grande commozione e riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze della guida in stato di ebbrezza. Il delitto di Sandra Casagrande, la pasticcera di Roncade, uccisa 35 anni fa nel suo negozio. Alcuni vestiti repertati dopo l'omicidio sono stati inceneriti. Nel 91 non c'era il test del DNA. Un camice rosso in stoffa, 2 paia di pantofole, una gonna e biancheria intima, vestiario repertato dopo la mattanza di Sandra Casagrande e che dopo 2 mesi e mezzo è stato distrutto su richiesta dei carabinieri e autorizzato dalla procura per il forte odore che emanava. All'epoca, 1991, ancora non c'era la possibilità di accertamenti come il test del DNA o altre verifiche all'avanguardia. Oggi le tecniche investigative e gli accertamenti a disposizione delle forze dell'ordine hanno permesso di identificare attraverso una traccia di sangue di un reperto rimasto intatto il DNA del presunto killer. Un delitto che attende la verità da 35 anni. Sandra Casagrande, titolare di una pasticceria nel cuore di Roncade, è stata massacrata con 22 coltellate. Oggi il nome di Paolo Gorghetto, aiuto cuoco di 57 anni, è scritto nel registro degli indagati. Il DNA non mente, hanno detto ai nostri microfoni i familiari della vittima. Ora continuano serrate le indagini dei carabinieri per far luce sul movente di questo brutale femminicidio. Gli inquirenti stanno scavando nella vita del presunto assassino, stanno ascoltando tutte le persone che lo conoscono, i parenti e anche chi 35 anni fa, quando lui aveva 22 anni, lo frequentava. Un puzzle che piano piano si sta ricostruendo. L'uomo è accusato di omicidio aggravato da futili motivi. In pasticceria l'indagato andava ogni tanto. Gli investigatori sono sicuri che quella sera, il 29 gennaio 1991, lui fosse lì. Il DNA dell'uomo venne prelevato circa 2 anni fa a seguito di un arresto che era finito nella banca dati a disposizione delle forze dell'ordine. Venerdì i campioni di DNA di Gorghetto saranno esaminati dal RIS dei Carabinieri di Parma per un'ulteriore verifica. In caso di risultato positivo, l'uomo, che è difeso dall'avvocato Fabiana Ceschin, sarà nuovamente interrogato. In un primo colloquio si era avvalso della facoltà di non rispondere. Sono iniziate oggi, poco dopo le 13, le autopsie sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, 2 dei 5 sub morti nell'immersione alle Maldive. Benedetti, 44 anni, era originario di Padova. Dopo l'esame autoptico si attende il nulla osta per la riconsegna della salma ai familiari per le esequie. Nella tarda mattinata di domani, sempre all'ospedale di Gallarate, saranno eseguite le autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Oggi pomeriggio a Roma, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, il tavolo su Electrolux. Il piano presentato dall'azienda lo scorso 11 maggio prevede 1.700 licenziamenti e la chiusura della fabbrica di Cerreto Desi in provincia di Ancona. Il piano è stato respinto come inaccettabile dal governo, dalle regioni e dai sindacati. Il ministro Adolfo Urso ha chiesto all'azienda un immediato ritiro del piano industriale e la presentazione
di uno nuovo su cui avviare un confronto vero che non preveda licenziamenti collettivi. Da quanto si apprende, il tavolo è ancora in corso, il Ministro avrebbe dato tempo a Electrolux fino al 15 giugno prossimo, data nella quale sarà riconvocato il tavolo nazionale. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, ha detto Urso, anche nelle crisi più difficili si può arrivare ad un accordo che eviti licenziamenti, mantenga aperti gli stabilimenti e dia prospettiva produttiva. Ed intanto quella di oggi è stata una giornata di mobilitazione dei lavoratori in sciopero. Presidio davanti alla sede di Susegana in provincia di Treviso, mentre domani sono attesi il presidente regionale Stefani e l'assessore Bitonci che oggi si trova a Roma per il tavolo. Sentiamo. Oggi ci sono state anche le signore della mensa che ci hanno accompagnato, quindi la mensa è stata chiusa, uno sciopero è riuscito al 100% perché la produzione è stata ferma. Un presidio e uno sciopero che continuano davanti alla sede Electrolux di Susegana, dove da giorni il personale è in agitazione dopo il fulmine a ciel sereno dell'annuncio di 1700 esuberi in tutta Italia. Si chiedono certezze, ritiro del piano industriale presentato e risposte per le persone e per il territorio. Nel pomeriggio un incontro al Ministero del Mimit, domani l'arrivo del presidente Stefani con l'assessore Bitonci, ma più che vicinanza si chiedono risposte concrete. La garanzia che abbiamo è che ci staranno a fianco, però dire che ci stanno a fianco a noi servono degli atti concreti, questo è quello che noi chiediamo a tutti i livelli. Le rappresentanze dei lavoratori, oltre ad essere preoccupati per sé e le loro famiglie, per l'indotto e per il territorio, puntano il dito anche contro l'azienda stessa che ha preso incentivi statali per poi scaricare i lavoratori. Ha preso i soldi per fare gli investimenti, ha preso anche la nostra salute perché noi, quelli della mia età, abbiamo dato anche una parte della nostra salute e dedicandoci molto al lavoro e trascurando anche la famiglia. Adesso loro ci dicono questa cosa qua, cioè tanti di noi si ritrovano ad un'età che ancora non arriva alla pensione, con delle famiglie da mantenere. Tanti sono anche monoreddito. E dire che Electrolux non è nemmeno in perdita, anzi, ma vuole più marginalità, mentre la Cina si sta mangiando il Made in Italy anno dopo anno. La concorrenza cinese è un problema perché non solo il basso costo del lavoro, ma anche le materie prime vengono pagate molto di meno rispetto all'Europa. Già in Nord America è entrata una joint venture con Electrolux del gruppo Midea. È la nostra paura che questo possa arrivare anche qui con tutto quello che c'è collegato, insomma, quindi eventuali perdite di posti di lavoro. Ci auguriamo di no, di non fare la stessa fine dell'azienda di Mel che produceva motori proprio per noi, che poi una volta acquistati dai cinesi hanno chiuso. Grazie a tutti per l'attenzione, una buona serata.